pace a tutti, buonasera. Alziamoci in piedi. Facciamo un applauso per iniziare, facciamo un applauso forte al nostro Signore che regna e vive i nostri cuori. Crediamo che la sua gloria si fa presente in nostro mezzo. Alleluia. Prendi la tua mano il tuo fratello, fa un bel sorriso. Fa un bel sorriso a lui e dice a lui: sia benvenuto in nome di Gesù. La sua presenza oggi qui è importante per il Signore. Oggi siamo venuti qui per rendere al Signore tutto l'onore, tutta la gloria, perché Lui merita il nostro cuore, Lui merita tutto il nostro cuore. E oggi siamo qui per rendere a Lui il nostro migliore. Amen. Facciamo una preghiera per iniziare. Tu puoi parlare nella tua lingua, in italiano, portoghese, come vuoi. L'importante è parlare. Io parlerò in portoghese. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela tua presença, pela tua graça aqui em nosso meio, Senhor. Obrigado, ó Pai, por essa oportunidade, Senhor, de poder hoje estar aqui na Tua casa para render adoração ao Teu nome, Senhor, porque o Senhor é merecedor de toda a honra e toda a glória, Senhor. Que a Tua glória possa se fazer presente em nossos meios, em nossos corações. Que o Senhor venha sondar os nossos corações, as nossas mentes, ó Pai. E que o Senhor venha trazer fogo em nosso meio, ó Pai. Que o Senhor venha poder trazer, ó Pai, cura, libertação, ó Pai, em nossas vidas. Que o Senhor venha visitar, ó Pai, aquele que está doente, aquele que está oprimido, aquele que está opresso, ó Pai, aquele que está em depressão. Que o Senhor venha visitar nesta noite, trazendo libertação, trazendo a cura, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor possa trazer batismo, Pai. Que o Senhor possa batizar com fogo e glória em nosso meio essa noite, ó Pai. Aquele que se sente, ó Pai, longe, ó Pai, da Tua presença, que o Senhor possa trazer de volta aos Teus pés, ó Pai. Que o Senhor possa tocar no coração daquele que está distante, ó Senhor. E que o Senhor possa trazer a ele, ó Pai, ao Teu altar, ao arrependimento, ao primeiro amor, Senhor. Assim nós cremos, ó Pai. Assim nós cremos, Senhor. Faça presente em nosso meio, em nome de Jesus, Senhor. Faça presente em nosso meio, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Facciamo um outro aplauso, dá?
buono sei. Griderò, Cristo è il Signore. Dichiarerò, nessuno è come te. Glorioso, noi cantiamo glorioso. Noi gridiamo, Cristo ti loderò, il tuo nome innalzerò. Glorioso, nessuno è come te. Tu regnerai per sempre. e tu vivrai. Il tuo amor sarà, non cambi mai. Griderò, perché buono sei. Canterò, Gesù è il Signore. Dichiarerò, nessuno è come te. Griderò, perché buono sei. Canterò, Gesù è il Signore. Dichiarerò, nessuno è come te. Glorioso, noi cantiamo glorioso. Noi gridiamo, Cristo ti loderò, il tuo nome innalzerò. Glorioso. Alleluia. Alleluia. Io credo che allo stesso modo che il Signore si è fatto presente nel giorno di Pentecoste, che ha fatto scendere il suo fuoco in mezzo al popolo e ha battezzato con fuoco e gloria tutta quella gente, io credo che lo stesso Signore di quel tempo lì è oggi qui in nostro mezzo. E oggi canteremo una canzone, questa canzone è nuova, e vi insegnerò un pezzo, così potete cantare anche voi. È così. La tua chiesa riunita, solo popolo e un solo cuore, aspettiamo la tua promessa. All'improvviso caderanno sul popolo e che cadano adesso anche qui. All'improvviso lingue come fuoco caderanno sul popolo e che cadano adesso anche qui. E quando il cielo unirà la terra, un nuovo suono si sentirà
La Chiesa canta. Battezzati. Con fuoco e gloria, con fuoco e gloria, battezzaci, battezzaci, con fuoco e gloria, con fuoco e gloria, battezzaci, battezzaci, Signore, con fuoco e gloria, con fuoco e gloria. Signore, si fa presente in nostro mezzo. Io credo in tua presenza, io credo in te, Spirito Santo. Lui si fa presente in nostro mezzo, Lui ti sta visitando questa sera. Con fuoco e gloria, con fuoco e gloria, battezzaci, battezzaci, con fuoco e gloria, con fuoco. Solo gli assetati della presenza possono dichiarare: battezzaci, battezzaci, Signore, con fuoco e gloria, con fuoco e gloria, battezzaci, battezzaci, con fuoco e gloria, con fuoco e gloria, battezzaci.
casa, lingue di fuoco scenderà. Alleluia. Persone battezzate con il tuo fuoco. È questo che noi cantiamo a te, Gesù. Battezzaci, Signore, Battezzaci con il tuo fuoco e la tua in gloria. gloria, Con il fuoco e gloria. Santo, 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 E gloria, con fuoco e gloria. Lottiamo con armi di fede e niente ci resisterà finché lo adoriamo. E tutte le difficoltà il nostro Dio le vincerà, noi lo adoriamo. Vittorioso è nella tempesta sei, il tuo nome è infallibile. I regni cambiano, ma Dio non cambia mai, no. Il suo nome è immutabile. L'inferno non trionferà e nulla ci impedirà. Noi tutti insieme, anche le mura, e anche le mura cadranno, le catene si spezzeranno finché lo adoriamo. Vittorioso è nella tempesta sei, il suo nome è infallibile. I regni cambiano, ma Dio non cambia mai. Il suo nome è immutabile. Vittorioso è nella tempesta sei, il suo nome è infallibile. I regni cambiano, ma Dio non cambia mai. Il suo nome è immutabile. Immutabile. Noi ti adoriamo, Signore. Tutti insieme come un tuono. Come un tuono impetuoso, Dio potente,
grandioso. E tutti insieme che venga il cielo. Noi dichiariamo Dio potente, grandioso, come un tuono, impetuoso. Dio potente è, grandioso è, che venga il cielo. Noi dichiariamo Dio potente è, tutti insieme vittorioso, vittorioso è, nella tempesta sei. Suo nome è infallibile, i regni cambiano, ma Dio non cambia mai, no. Come un tuono, impetuoso. Dio potente è, grandioso, che venga il cielo. Noi dichiariamo Dio potente è, grandioso è, come un tuono, impetuoso. Dio potente è, grandioso. Tutti insieme che venga il cielo. Noi dichiariamo Dio potente è, grandioso è. Questo è il nostro Dio, questo è il nostro Dio, grandioso, meraviglioso, potente. Questo è il nostro Dio, un Dio grandioso, un Dio che non si abbala, il Dio che reina, il Dio che ti fa presente qua. Noi sentiamo la presenza di questo Dio grandioso, meraviglioso, Dio immutabile. Alleluia, gloria, gloria a questo meraviglioso Dio. Io voglio un attimino che tu, in questo stesso pensiero, che Dio è grandioso, che Dio è meraviglioso. Io voglio che Giacomo, per favore, mi metti un versículo qua, che io fino a arrivare qua non capivo perché Dio mi aveva dato quel versetto. Io vorrei che tutta la chiesa leggesse con me questo versetto qua, e dopo capiamo. 1, 2, 3. Dei penigrini di Davide. Ecco quanto è buono, quanto è piacevole che i fratelli vivano insieme. È come olio profumato che sparso sul capo scende sulla barba di Aarono, che scende fino all'orlo dei suoi vestiti. È come la rugiada dell'Hermon che scende sui monti di Sion. Là infatti il Signore ha ordinato che sia la benedizione, la vita in eterno. Alleluia, gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio, gloria, gloria, gloria. Questo momento è il momento che facciamo la 10ª offerta. Monte di Hermon è un monte che in inverno nevica tantissimo, fa tanto freddo. In Israele c'è un film che corre e quando non piove, in deserto non piove, ma
cominci a sciogliere quella acqua e quei fiumi comincia a riempirsi a ponto di fare onda come il mare. Queste sono le benedizioni che il Signore ha per noi. Queste sono le benedizioni infinite che scorre, e questa è la benedizione che il Signore vuole dare a te, a tua casa, alla tua famiglia e in questa chiesa. Quindi noi facciamo una preghiera questa sera per le decime, per questa offerta. C'è la cartinha là indietro, chi vuoi fare con il banco, lei è lì, ma faccia la tua offerta con molta gioia, perché quello che il Signore c'è per te questa sera, c'è per me, c'è per questa chiesa, c'è per le nostre vite, e scorre, è tanta, non è poca. Di Gesù io ti chiedo, Signore, tutte le benedizioni, Signore, sopra questa chiesa, sopra ogni vita, Padre, in nome di Gesù. Noi sappiamo, Signore, che forse, Signore, oggi c'è una persona, Padre, qua che non ha, Signore mio Dio, quello che offerta, non ha un amuleto per offertare, Padre, ma io ti chiedo in nome di Gesù, Padre, che sia l'ultima volta, Padre, ma che lei, Signore, esca di qua, Signore, pieno della tua benedizione, Signore, pieno, Signore, della tua benedizione, e che della sua benedizione l'accompagna fino alla loro casa, Padre, in nome di Gesù, Padre. Tu hai Dio, Signore mio Dio, che ci dà, Signore, che ci dà con abbondanza, Padre. Quindi, Signore, che noi possiamo offertare nella tua casa con tutta la gioia del nostro cuore, Padre, perché tu hai tanto, Signore, tanto tu hai voglia di regalare ai tuoi figli, Signore, il migliore, Padre. Per quello, Signore, noi ti ringraziamo, Signore, per ogni decima, per ogni offerta, Signore. Noi ti ringraziamo con tutto il nostro cuore, Padre, e in nome di Gesù, Padre, noi ti ringraziamo perché tu sei buono, Padre, tu sei meraviglioso, Padre, e noi ti ringraziamo e in nome di Gesù, amen. Vittorioso è, nella tempesta sei, suo nome infallibile, i regni cambiano, ma Dio non cambia mai, suo nome immutabile, vittorioso è, nella tempesta sei, suo nome infallibile, i regni cambiano, ma Dio non cambia mai, suo nome immutabile. Pace del Signore a tutti. Chiedo di sedervi per piacere. Oggi è qua con noi Cristina, amica di Grace. Possiamo salutarla? Sei benvenuta nel nome di Gesù.
Se qualcuno può darle un abbraccio per darle un bel benvenuto. Allora, abbiamo un sacco, moltissimi avvisi per le prossime settimane. Cercherò di leggerli un po' velocemente. Allora, domani, per cominciare in ordine temporaneo, domani alle 3:30 ci sarà il nostro incontro dei kids e dei preteens qua in chiesa, quindi tutti i bambini sono invitati a venire qua, tutti i bambini, tutti i preteens, i genitori, portate i vostri bambini. Se conoscete qualche famiglia che ha figli che non sta venendo in chiesa, consigliateli di venire domani a passare questo pomeriggio insieme. Sarà un pomeriggio salutare, con attività salutare, ci sarà un momento di preghiera, di adorazione, conosceranno di più della parola di Dio e soprattutto staranno insieme e insieme creeranno questo uno in Cristo come soli i bambini poi sanno fare. Sempre andando in ordine di tempo, abbiamo un avviso anche per lunedì 29 che abbiamo il nostro calcio, la sera il calcio con proposito, è già organizzato per lunedì, quindi lunedì alle 8. Se volete più informazioni parlate con Fabio. Dov'è Fabio? Da dietro? Di là? Se volete più informazioni parlate con Fabio dopo che vi darà più informazioni. Venerdì 3 maggio invece abbiamo un incontro qua in chiesa. Abbiamo mandato questo banner di questo incontro sul gruppo della chiesa. Se tu non sei nel gruppo della chiesa, abbiamo un grande gruppo di WhatsApp dove ci sono tutte le persone della chiesa. Se tu non ci sei ma vuoi essere aggiornato su tutti gli eventi, sulle attività, grazie mille, su tutti gli eventi, su tutte le attività, vieni a chiedere a me o all'Andrea quando tornerà. Per fortuna manca poco perché l'Andrea torni, poco più di una settimana, in nome di Gesù, e vi inseriremo dentro il gruppo della chiesa. Quindi se volete entrare in questo maxi gruppo di WhatsApp, non è un gruppo in cui si mandano tanti messaggi, ma sempre teniamo aggiornati su tutti gli eventi. E venerdì 3 maggio avremo questo incontro vicino al tuo volto, sarà alle 8 qua in sera, sarà una notte di intercessione. Lo Spirito Santo ci sta ministrando tanto sulla preghiera in questi ultimi tempi, sulla necessità che abbiamo di pregare affinché un risveglio possa avvenire nelle nostre vite prima di tutto e dalle nostre vite in tutta questa nazione e nel mondo intero. Ma non solo questo, ci saranno molti argomenti di preghiera, di intercessione, e non è una notte aperta solo a chi ha in cuore l'intercessione, è una serata aperta a tutta la Chiesa, a tutti quanti voi. Io credo che Dio si rallegra nel vedere il suo popolo unito che clama il suo nome. Penso che Dio guarda verso di noi con gioia quando facciamo questo. Quindi io voglio invitare tutta la Chiesa e anche chi non è della Chiesa, se conoscete qualcuno, fatelo venire. Sarà una notte di adorazione, sarà una notte di preghiera, sarà una notte in cui lo Spirito Santo, sono sicuro, come è stato cantato prima, scenderà su di noi con il fuoco. Quindi il 3 maggio, venerdì alle 8, abbiamo questo evento vicino al tuo volto. Per fare tutti gli eventi proprio sabato c'è anche la Santa Cena, sabato prossimo, sarà il nostro culto, il nostro adorarti di Santa Cena, quindi non mancate, sabato prossimo sarà un incontro molto importante. No? Noi abbiamo questa usanza di fare la Santa Cena ogni primo adorarti, ogni primo sabato del mese, no? Per dare in questo modo la nostra primizia a Dio, ma non c'è una data specifica in cui fare la Santa Cena, ognuno può farla quando vuole, si può fare tutti i giorni, si può fare una volta a settimana, si può fare in modo casuale. Questa settimana abbiamo avuto un bellissimo incontro a casa del presbitero Giacomo tra gli uomini, che è finito con una Santa Cena. Non c'era questo in programma, ma lo Spirito Santo è stato tra noi, ha creato veramente una comunione bellissima e abbiamo finito questo incontro con una Santa Cena. Non c'è un giorno per la Santa Cena, ma la nostra Santa Cena ufficiale sarà sabato prossimo, quindi non mancate. Oltre a questo passiamo agli avvisi più corposi, perché domenica 5 maggio, corposi perché è tutta una serie di avvisi dei giovani e dei teens che mi sono stati dettati prima, io ho dovuto memorizzare tutto in 2 minuti. Comunque domenica 5 maggio, avviso numero 1,
incontro fusion di giovani e pre-teens. Come sempre c'è anche il pre-fusion, questa settimana comincerà alle 2:30 il pre-fusion e poi alle 4 come sempre ci sarà il fusion di giovani e teens. Oltre a questo, avviso numero 2 dei giovani, Fusion Camp. Bravissimi! Abbiamo già programmato il nostro Fusion Camp di quest'anno, i giorni sono il 27, il 28 e il 29 di giugno, è aperto a tutti i teens e a tutti i giovani. Avete già tutte le informazioni sui banner che abbiamo fatto girare, si può pagare la somma a rate. Tra l'altro mi è stato consegnato per sponsorizzazione questo, com'è che l'avete chiamato? Carnet? Questo foglio, ok? Attraverso il quale potrete pagare questo vostro campeggio per i vostri figli o i giovani per se stessi in comode rate da 20 euro. L'importante è che l'ultima rata venga pagata entro il 15 di giugno, ma la prescrizione, cioè la conferma per il campeggio che avete sul gruppo di WhatsApp, deve essere fatta entro il 5 di giugno. Okay? Quindi tutti i giovani, teens, penso che ho detto tutto, vero, quello che c'era da dire? Sì, più o meno, ok? Tutti i giovani, fate questa prescrizione, genitori dei teens, fate la prescrizione, convincete i teens a fare la loro iscrizione. Tutti questi avvisi, no, che stiamo dando, l'incontro dei kids, l'incontro dei pre-teens di domani, il Fusion Camp, sono tutte cose per i nostri figli, no? Praticamente, a parte per i giovani, ma tutto ciò che diciamo a proposito di bambini, di pre-teens, di teens, stiamo parlando dei nostri figli e io da papà ho questo desiderio di investire nella vita spirituale dei miei figli. Per questo io voglio consigliarvi, portate i vostri figli a questi incontri, portate i vostri figli a questi campeggi di 2-3 giorni in cui io sono sicuro che usciranno ripieni di Spirito Santo. Sono momenti di cui noi veramente possiamo approfittare delle benedizioni di Dio sulla vita dei nostri figli, di un insegnamento particolare. Tutti quanti noi diciamo, noi vogliamo un risveglio a partire dai tuoi figli, a partire dalle tue figlie. Il principio, la prima cosa, la più importante, poi tutte le altre arriveranno, no? Gesù stesso dice di cercare prima il regno di Dio e la sua giustizia e le altre cose vi saranno date in seguito. C'è l'Andrea, gli operai della Chiesa sono stati fortunati fino a 2-3 settimane fa perché l'Andrea veniva sempre in chiesa prestissimo il sabato. Io la portavo qua e lei si occupava di tutto ciò che c'era da fare, visto che stava qua presto, metteva a posto tutto quello che c'era da mettere a posto. Lei è molto precisa, no? Quindi appena vedeva qualcosa che non andava la metteva a posto in quel tempo lì. Io, quando l'Andrea è andata via, ho chiamato Paolo, no? Il leader degli operai, ho detto: Paolo, avete vissuto momenti bellissimi con l'Andrea, io non sono come l'Andrea, voi arriverete qua alle 6-7 di sera, troverete tutto in disordine. Io non metterò a posto niente, non riempirò la carta, non porterò l'acqua, non faccio proprio nulla. Gli operai faranno questi lavori qua. Ma se c'è una cosa che io faccio tutte le volte appena arrivi in chiesa, è quella di prendere la scopa e spazzare il tappeto, quello fuori. È quasi più un atto profetico, no, che faccio, però il tappeto, io lo so che quando arriva l'ora del culto già è di nuovo pieno di foglie perché c'è il vento, no, è all'aperto, ma per me la cosa più importante è che si parta bene. Quello lì è l'ingresso della nostra chiesa e io voglio che l'ingresso della nostra chiesa sia pulito, sia pronto per ricevere un culto al Signore. Tutto quanto parte dal principio, anche se il principio è una piccola cosa. Per questo voglio ribadire ai genitori qua presenti: investite sulla vita dei vostri figli, che siano bambini, che siano pre-teens, che siano adolescenti. Oggi è il tempo in cui investire sulla loro vita.
domani loro penseranno a cosa fare, ma oggi spetta a voi dare una direzione alla vita spirituale dei vostri figli. Amen? Ok, non abbiamo finito in realtà con gli avvisi dei giovani, perché i giovani stanno anche organizzando un sorteggio, una rifa, un sorteggio. Sarà una cesta che poi aiuterà anche a pagare il Fusion Camp, e in questa cesta ci sono tutte queste cose che vedete qua e molte altre cose che sicuramente ci saranno all'interno. Il prezzo sarà di 5 euro ogni numero e il sorteggio verrà estratto, l'estrazione sarà fatta l'11 di maggio, quindi sì, l'11 maggio, quindi avete 2 settimane più o meno per comprare tutti i numeri possibili, perché chi lo sa che non vincerete qualcosa di molto molto bello. Ok, ultimo avviso, dopo mi fermo qua, anche perché saranno più lunghi gli avvisi della predica oggi. Corso Seguitemi, ok? Lo presentiamo ancora finché non incominceremo il corso Seguitemi nuovamente, continueremo a presentarlo. Cos'è il corso Seguitemi? È un corso che è fondamentale. Tutti gli operai della Chiesa, che già sono operai della Chiesa, quindi pastori, presbiteri, missionari, diaconi, diaconesse, cooperatori, tutti quelli che sono già operai devono fare questo corso, perché è un corso di allineamento per la nostra Chiesa, è un corso che struttura la nostra Chiesa. Oltre a loro, tutti quelli che già stanno lavorando in qualche ministero, che sia regia, lode, danza, cucina, accoglienza, luci, non lo so, tutti parcheggio, tutti i ministeri che ci sono, qualsiasi ministero tu faccia parte, devi fare questo corso, perché è un corso che sta strutturando oggi la nostra Chiesa. Ma oltre a queste persone che devono fare questo corso è aperto per tutti coloro che hanno il desiderio di cominciare a lavorare in qualche modo nell'opera di Dio. Magari ti piacerebbe fare un lavoro, lavorare nella cucina, lavorare nella regia, nella lode, ti piacerebbe semplicemente stare in accoglienza, aiutare in qualsiasi mansione qua in chiesa, allora fai questo corso. Il corso inizierà verso fine maggio, abbiamo le ultime settimane per iscriverci. Per iscriverci il link è sempre all'interno del nostro gruppo Siamo Uni in Cristo. Se non sei nel gruppo fammelo sapere, comunque rimanderemo nuovamente il link dell'iscrizione, così chi vorrà iscriversi avrà ancora il tempo di farlo. Abbiamo finito con gli avvisi. Preghiamo allora per il momento della parola. Non serve la traduzione oggi, vero? Chi vuole la traduzione? Nessuno vuole la traduzione. Ok. Amen. Allora facciamo una preghiera insieme per consacrare questo momento al Signore, affinché Dio possa aiutarci ad avvicinarci a Lui attraverso la Sua parola, attraverso il Suo Spirito, che possa ministrare qualcosa di nuovo ai nostri cuori, affinché la Sua volontà sia fatta nelle nostre vite. Preghiamo insieme in questo momento. Padre, nel nome di Gesù, Signore, noi ti preghiamo questa sera e ti chiediamo, Signore, grazia, Signore, dall'alto, affinché attraverso le tue parole di vita eterna, Signore, noi possiamo renderci più perfetti, più simili a te, Signore. Avvicinaci, Signore, al tuo cuore, avvicinaci al tuo carattere, Signore, avvicinaci a te, Padre. Questo è quello che noi desideriamo, essere sempre meglio, Signore, come figli all'interno della tua casa. Io ti prego, Padre, per ogni persona qua presente, a partire da me, ogni mio fratello, ogni mia sorella, Signore, che tu possa benedire in questo momento le nostre vite e cominciare la trasformazione che tu vuoi nella nostra vita. Io ti prego per questo, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Vi chiedo di aprire le vostre Bibbie nel Vangelo secondo Luca, al capitolo 15. Vangelo secondo Luca, capitolo 15.
Amen. Leggerò i versetti 1, 2, 3, dopodiché salteremo avanti, ma intanto partiamo da questi versetti iniziali. Dice così: tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinavano a lui, cioè a Gesù, per ascoltarlo. Ma i farisei e gli scribi mormoravano, dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. E allora Gesù disse loro questa parabola. Amen. Allora, in questo capitolo della parola di Dio, noi vediamo Gesù che sta parlando con delle persone. Tutto qua mi fa pensare che le persone con cui Gesù stesse parlando fossero proprio dei farisei e degli scribi, ma non è certo, solo che a un certo punto, finché Gesù sta parlando, si avvicinano a lui dei peccatori e dei pubblicani. Chi sono i pubblicani? I pubblicani erano persone che di per sé non erano proprio peccatori, ma erano considerate quasi peggio dei peccatori, perché i pubblicani erano giudei che prendevano le tasse agli stessi giudei per conto dei romani. E solitamente quando prendevano le tasse anche rubavano un po' di soldi ai giudei, no? E quindi i giudei proprio odiavano a morte i pubblicani, per loro erano peggio dei peccatori praticamente. E i farisei, che invece erano quelle persone religiose, quelle persone che seguivano i comandamenti, no? Che seguivano tutte le regole alla lettera. I farisei, vedendo che i pubblicani e i peccatori vanno da Gesù, guardano: ma cosa sta facendo Gesù? Lui è qua che sta insegnando la parola e fa venire vicino a lui anche i pubblicani e anche i peccatori. È una cosa scandalosa, no, per i farisei. E quando Gesù sente questo mormorio dei farisei, allora comincia a raccontare una parabola. E vediamo che Gesù racconta questa parabola proprio per due classi, due gruppi di persone: i peccatori e i farisei. In realtà qua vedremo Gesù che racconterà 3 parabole, una dietro l'altra. Sono 3 parabole abbastanza conosciute della parola di Dio. La prima parabola era la parabola delle 100 pecore, no? Che è l'uomo che, avendo 100 pecore, se una si smarrisce, non lascia le 99 del deserto, va dietro la 100ª e quando l'ha recuperata torna indietro e va a fare una grande festa. La seconda parabola era la parabola della dracma perduta, no? Che più o meno dice così, che è la donna che torna a casa con uno stipendio di 1.000 euro, ma ne perde 100 e non prende la sua lampada e la sua scopa e comincia a spazzare tutta la casa per cercare quei 100 euro che ha perso, e quando li ha ritrovati allora tutta felice va a fare festa. La terza parabola, in realtà sono 3 parabole abbastanza simili, ma ognuna ha le sue particolarità. La terza, forse quella più completa delle 3, e è la parabola cosiddetta del figliol prodigo, no? Del figlio prodigo. La parola prodigo, molte persone sanno che questa parabola si chiama così, no? La parabola del figlio prodigo, ma molte persone non sanno che cosa significa prodigo, no? La parola prodigo significa una persona che sperpera tutto, che spende senza misura. Questo significa prodigo. E la parola che io voglio portarvi oggi, se possiamo dargli un titolo, sarebbe i figli prodighi, perché la parabola è conosciuta come la storia del figlio prodigo, ma se noi stiamo attenti a quello che dice questa storia, noi vedremo che all'interno di questa storia i figli prodighi sono 2 e non è soltanto uno. E questa parabola comincia così, saltiamo al versetto 11. Un uomo aveva 2 figli. Già dall'intro, no, della parabola capiamo che Gesù sta parlando di un uomo che è Dio, che ha 2 figli. E per questo Gesù si stava riferendo a 2 gruppi di persone: ai peccatori, un figlio, e ai farisei, l'altro figlio. E io non lo so se alla fine di questa parola tu potrai rivederti in uno di questi 2 gruppi, ma che lo Spirito Santo oggi abbia la libertà di ministrare qualcosa al tuo cuore. Il più giovane disse al padre: Padre,
dammi la parte di beni che mi spetta. Un uomo aveva 2 figli, okay? Uno piccolo, uno grande. E il più piccolo dei 2, il più giovane, un giorno va da suo papà e gli dice: papà, voglio la mia eredità, dammi tutto quello che mi devi dare, perché io voglio andare via, voglio andare a farmi la mia vita in un altro paese, non voglio stare qua. Quando Gesù stava raccontando questa parabola e appena dice queste parole, le persone intorno a lui hanno cominciato a guardarlo con 2 occhi così. Sapete perché? Perché quando è che un figlio può ricevere l'eredità dal padre? Solo quando il papà muore, no? E quindi quando questo figlio chiede a suo papà l'eredità, è come se stesse dicendo: papà, tu per me sei morto. Papà, io non ti riconosco più come padre. Tu non sei più un padre per me. Quando Gesù dice queste parole, io mi immagino sia i farisei che anche i peccatori, tutti e 2, perché tutti e 2 conoscevano la legge, tutti e 2 sapevano che soltanto alla morte del padre si poteva ricevere l'eredità. Quando Gesù racconta questa parabola, io mi immagino tutti quelli intorno a lui che lo guardano così: ma cosa sta dicendo questo figlio qua? Ma Gesù va avanti a raccontare questa parabola, dicendo: e il padre divise tra loro i beni. Noi vediamo che il papà non si fa problemi, lui prende tutti i suoi soldi, fa rendiconto dei suoi soldi, dice: ma mi tengo qualcosina per la mia vecchiaia e il resto lo divido, 50% glielo do al piccolo e l'altro 50% lo tengo qua per quando morirò, che glielo darò al figlio grande. Però qua la parola di Dio ci sta parlando di un gruppo di persone, il primo gruppo di persone, che è un gruppo di persone che non riconosce più Dio come loro padre. Se vogliamo dirla brutta, è un gruppo di persone per i quali il padre è morto. Questo è quello che sta dicendo Gesù a questa folla, a questi farisei, a questi peccatori. E quando Gesù sta dicendo queste parole si sta riferendo proprio a quel gruppo di persone che erano i peccatori, persone che erano allontanate da Dio, che non riconoscevano Dio come loro. Queste persone avevano perso, forse non avevano mai avuto la gioia di vivere la paternità di Dio nelle loro vite. E non lo so se oggi c'è qua qualcuno che vive la stessa cosa. Il non vivere la gioia di sentire Dio come padre. Tante volte noi, non lo so, forse tu dici: per me Dio non è morto, io lo so che esiste, per me Dio è il mio Signore. Ma forse tu non riesci a sentire Dio come tuo padre. Eppure questo è quello che Lui è per noi. Dio è tuo padre. E ci sono tantissime qualità che Dio ha, che sono quelle di un padre. La prima di tutto è il suo amore, è l'amore incondizionato che prova verso di te. Dio ti ama così tanto che non puoi immaginarti quanto Lui ti ami. E non c'è niente che possa permettere a Dio di separarti dal suo amore. Paolo dice: io sono persuaso, io sono convinto che niente, non ci sono né angeli, né demoni, né morte, né vita, né potenze future, presenti, non c'è niente che mi possa separare dall'amore di Dio che è in Gesù Cristo, nostro Signore. Non c'è niente che possa far sì che Dio non ti ami più. Noi vediamo tutte queste qualità di Dio, noi le vediamo nella prima storia della Bibbia, Adamo ed Eva. Tutti quanti noi conosciamo questa storia. Dio ha messo Adamo ed Eva nell'Eden, ha detto: mangiate quello che volete, non mangiate solo di quell'albero. Ovviamente Adamo ed Eva vanno e mangiano di quell'albero. E appena ne mangiano, tutti e 2 si ritrovano nudi, no? Ma sapete, prima di questo, noi vediamo che Dio camminava nell'Eden insieme ad Adamo ed Eva e parlava con loro, erano proprio una grande famiglia unita. E forse noi potremmo pensare, dopo che loro hanno peccato, Dio li avrà lasciati lì, sarà rimasto su in cielo,
non avrà più badato a loro, no? Perché hanno trasgredito un comandamento, hanno peccato. Ma non è così. Appena hanno peccato, Dio di nuovo è sceso nell'Eden e subito ha detto: Adamo, dove sei? Anche dopo il peccato, Dio era lì. Anche se avevano disobbedito, Dio era lì. Anche se erano peccatori, Dio non li ha abbandonati. Anzi, appena loro si sono accorti che erano nudi, Dio è stato quel padre buono e premuroso da fargli 2 vestiti da mettersi addosso. E certo, Dio è un padre che ci corregge, perché ha corretto Adamo ed Eva. Oggi le donne possono dichiarare: Dio ha corretto Eva, purtroppo, no? Ma anche noi uomini possiamo dichiarare questo. Dio ci corregge come un buon padre, ma Dio ci ama di questo amore incondizionato, e se ci corregge è proprio per amore. Ci sono cristiani che non hanno vissuto la paternità di Dio, che non riescono a sentire Dio come loro padre, ma questo è quello che Dio è per noi. Dio è il nostro padre. Non pensate che Lui sia morto, non pensate che Lui vi abbia dimenticato, non rinnegatelo, non dite: Dio, io non ti considero come padre. Cerca piuttosto di ritrovare questo legame che Dio vuole avere insieme a te. E così il papà fa questa divisione dei beni, no? E dopo va avanti dicendo: dopo non molti giorni, il figlio più giovane mette insieme tutti questi soldi che il papà gli ha dato, prende ogni cosa e parte per un paese lontano, dove comincia a sperperare tutti i suoi beni, vivendo in una brutta maniera, vivendo dissolutamente. Questo è quello che il peccatore ha fatto. E non lo so, forse tu oggi ti senti così, forse tu ti senti peccatore. Se tu oggi ti senti peccatore, vuol dire che sei una persona che ha preso ciò che il Padre gli ha dato e sei andata nel mondo. Se oggi tu ti senti di questo grande gruppo di persone, tu sei una persona che ha preso il talento che Dio gli ha dato e li ha usati per il mondo. Hai preso i doni che Dio ti ha dato e li hai usati là fuori. Hai preso il fisico che Dio ti ha dato e l'hai usato là fuori. Hai preso il temperamento che Dio ti ha dato e l'hai usato là fuori. Hai preso il piano che Dio aveva per la tua vita e hai sperperato questo piano insieme a tutto ciò che Dio ti aveva dato. Questo è quello che fanno i peccatori. Non sono semplicemente quelli che fanno un errore, sono quelli che vanno là fuori e sperperano e buttano via tutto ciò che Dio gli ha dato, a partire dal piano che Dio aveva per la vostra vita. E quando ebbe speso tutto in quel paese, venne una grande carestia e cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise insieme a uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. E egli avrebbe voluto sfamarsi dei baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Pensate, questo giovane, no? È partito pieno di aspettative, pieno di grandi speranze. Sono ricco, mio papà mi ha dato tutti i soldi, mio papà mi ha dato tutto quello che mi doveva dare, mi ha dato i talenti, mi ha dato i doni, mi ha dato la bellezza, mi ha dato tutto quello che doveva darmi. Adesso io vado fuori e farò spettacoli, spaccherò tutto, diventerò un grande cantante, diventerò un divo, diventerò qualcosa di meraviglioso, no? E questa persona va fuori e comincia a cercare di vivere in questo modo qua, cercando di spaccare tutto. Ma questa persona inevitabilmente si ritrova al punto in cui si ritroverà a mangiare il cibo dei maiali. Perché dico inevitabilmente? Ci sono persone del mondo che hanno successo, ci sono. Ci sono persone del mondo che sono molto ricche, ci sono. Ci sono persone del mondo che sono più conosciute dei pastori evangelici, praticamente tutte. Perché allora questa parola ci dice che questo peccatore che è uscito nel mondo si è ritrovato a mangiare il cibo dei maiali? Perché
in realtà tutto ciò che noi guadagniamo là fuori non è niente. Gesù dice: a cosa serve all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la sua stessa anima, se poi lui si perde? Quello che noi possiamo fare là fuori, per quanto grande, per quanto grandioso possa sia, possiamo avere successo e tutto quanto, ma alla fine sarà soltanto uno stare insieme ai maiali e non poter neanche mangiare il loro cibo. Ciò che veramente conta non è quello che noi possiamo fare là fuori. Ciò che veramente conta è ciò che noi possiamo fare lassù. È lassù quello ciò per cui dobbiamo lavorare. È quello il regno per il quale noi dobbiamo impegnarci. È quello il regno per il quale dare tutto. È quello il regno in cui usare i nostri doni, i nostri talenti, il nostro fisico e tutto il resto. È quello il piano di Dio per la nostra vita. Quello che c'è là fuori, per quanto ci possa attrarre, non ci darà mai niente di eterno, non ci darà mai niente di grandioso. Davanti a Dio il successo che noi possiamo trovare là fuori non vale più di una ghianda che si dà ai maiali. Non vale più di questo. Ma in questo preciso momento della storia di questo giovane avviene qualcosa di sensazionale. Versetto 17 dice: allora, rientrato in sé, disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e invece io qui muoio di fame. Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi. Ecco, in questi versetti noi troviamo una cosa grandiosa che succede nella vita di questo giovane. Sono proprio le prime parole del versetto 17. Allora, rientrato in sé. Questo è quello che deve avvenire nella nostra vita. Se oggi tu ti senti in questo gruppo di persone, delle persone che vengono considerate da Gesù i peccatori, nelle persone che Gesù considera quelle allontanate da Dio, nelle persone che Gesù considera come quelle che non considerano Dio come loro padre, nelle persone che Gesù considera come quelle che dicono che per loro lo stesso Dio è morto, allora questa cosa deve avvenire nella vostra vita. Allora, rientrato in sé. Questa è la trasformazione che permette al figliol prodigo, al primo dei due figli prodighi, di tornare alla casa del Padre. In Romani capitolo 12 versetto 2 dice: non conformatevi a questo mondo, cioè non siate come questo mondo, non fate le cose di questo mondo, non fate le cose che questo mondo vi dice di fare, non fate questo, anzi siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza qual è la volontà di Dio, la buona, perfetta e gradita volontà di Dio. Quando noi sentiamo tantissime volte, no, in ambito cristiano parlare di ravvedimento. La parola ravvedimento non significa altro che cambiamento di mente. E questo versetto ci sta parlando di questo. Siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Che cos'è il ravvedimento? È il cambiare la nostra vita. È lasciare alle spalle la vita vecchia. È lasciare alle spalle una vita di peccato, è lasciare alle spalle una vita dedicata al mondo, è lasciare alle spalle tutto ciò che di sbagliato c'era prima e puntare, cambiare la nostra mente e puntare verso qualcosa di nuovo, qualcosa che Dio vuole per la nostra vita. Questo è il ravvedimento e questo è quello che è avvenuto nella vita di questo giovane. Questo giovane è rientrato in sé, ha cambiato la sua mente, ha avuto questa trasformazione. E finalmente ha potuto conoscere la buona, perfetta e gradita volontà di Dio. Qual era la volontà di Dio per la vita di questo giovane? Io mi alzerò e andrò da mio padre. La volontà di Dio per la vita di questo giovane era che questo giovane tornasse alla casa del padre. E la volontà di Dio per ogni persona che oggi si sente allontanata dal padre, per ogni persona che non riesce a vedere Dio come suo padre, per ogni persona che pensa che Dio sia morto,
è che queste persone tornino alla casa del Padre. Questa è la volontà di Dio. Ma affinché noi possiamo conoscere questa sua volontà, noi prima dobbiamo essere trasformati mediante il rinnovamento della nostra mente. Noi prima dobbiamo vivere il ravvedimento nelle nostre vite. Quando noi viviamo il ravvedimento nelle nostre vite, quando noi viviamo questo cambio di mente, non possiamo fermarci a questo cambiamento. Le nostre azioni devono accompagnare questo cambiamento. Noi vediamo nel versetto successivo che questo giovane si alzò e andò e tornò alla casa di suo padre. Quando noi viviamo questo cambiamento di mente, quando noi decidiamo di lasciare il peccato, quando noi decidiamo di ritornare a Dio, quando noi ritroviamo Dio come nostro Padre, le nostre azioni devono seguire questo nostro cambiamento. Noi dobbiamo cominciare a avere una nuova vita insieme a Dio, una nuova vita in preghiera, una nuova vita alla ricerca e alla conoscenza di Dio attraverso la lettura della parola. Noi dobbiamo avere una nuova vita con le nostre relazioni, una nuova vita con i nostri fratelli, una nuova vita con le persone del mondo, una nuova vita con i nostri amici di là fuori. Non possiamo più restare gli stessi con loro, dobbiamo cambiare la nostra vita, le nostre attitudini quando ci rapportiamo con loro. Quando noi viviamo questo ravvedimento, tutto deve cambiare nella nostra vita, a partire dal principio, come ho detto prima, a partire da Dio, ma poi in ogni singola area della nostra vita, tutto quanto deve cominciare a cambiare. Ma mentre era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. No, immaginatevi la scena, c'è questo figlio che sta tornando, mi immagino il papà che è sul balcone della casa, che sempre fissa là l'orizzonte per vedere se il figlio prima o poi tornerà. E quando da lontano vede questo figlio un po' malconcio, no? Che aveva vissuto con i maiali fino al giorno prima, io mi immagino questo padre che esce di casa e gli va incontro e lo abbraccia e lo bacia, perché questa è la volontà di Dio. Questo è il Dio che non ti ha mai abbandonato. Lui va incontro a questo figlio con una gioia incredibile. E il figlio comincia a fare quel discorso che si era programmato di fare. No, padre, io ho peccato contro il cielo, ho peccato contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, perché io non ti ho riconosciuto come padre quando dovevo. Fai così, prendimi tra uno dei tuoi servi. C'è una legge nell'Antico Testamento che si rispecchia in questa parabola. Nell'Antico Testamento Dio aveva dato a Mosè una legge dicendo che se una persona aveva uno schiavo giudeo, quello schiavo poteva restare schiavo per massimo 6 anni. Al 7° anno doveva essere libero, non poteva più essere suo servo. Però c'era una particolarità in quella legge, che se quel servo avesse voluto rimanere schiavo, avesse voluto rimanere sotto quel padrone, poteva dire al padrone che sarebbe rimasto suo schiavo per tutta la vita, il padrone gli avrebbe bucato l'orecchio e quel servo sarebbe rimasto per tutta la vita servo di quel padrone. Ora, pensiamoci bene, no? Chi che ha la possibilità di essere libero decide di rimanere schiavo. Penso che sarebbe una follia, no? Tu sei già stato schiavo per 6 anni, adesso hai la possibilità di essere libero per tutta la vita e vai dal tuo padrone e dici no, io voglio rimanere schiavo ancora per l'eternità, per sempre. Fammi un buco qua, rimaniamo così, schiavi. È come dire, no? Una persona che è in prigione, no? Che può uscire di prigione. È rimasto in prigione per un tot di anni, il giorno che può uscire di prigione dice no, io voglio restare in prigione ancora a ergastolo per sempre. Nessuno farebbe una cosa del genere, no? Sarebbe una follia. Almeno che ciò che il tuo padrone può offrirti, tu capisci che è meglio di ciò che tu puoi trovare là fuori con la tua libertà. Qui il figlio dice io capisco che è meglio restare schiavo nella casa di mio padre che libero là fuori. Ciò che più di tutto poteva far prendere questa decisione a qualcuno non era tanto i doni che il padrone gli poteva dare,
il fatto che poteva mangiare un piatto caldo, il fatto che poteva dormire, questo sicuramente l'avrebbe avuto anche fuori. Che cos'è che poteva veramente far sì che il servo restasse dal padrone? La relazione che nasceva col padrone. E la relazione che Dio vuole avere con voi, come abbiamo già detto, è quella di un padre con un figlio. Questo è quello che Dio vuole con noi. Non vuole essere il nostro padrone, noi suoi servi. Noi riconosciamo che siamo questo, ma quello che Lui vuole con noi è che noi possiamo essere Suoi figli e Lui nostro Padre. E questa relazione che Lui vuole con noi è ciò che ci dovrebbe spingere a dire: chiamami pure come servo, ma fammi stare nella tua casa. Ma quando il papà sente queste parole, no, del figlio, lui quasi non le ascolta neanche, chiama i servi e dice ai servi: portate qua subito il vestito più bello che abbiamo, portate le scarpe più belle, no? Le Nike, ultimo modello, per darle a mio figlio, portate l'anello di famiglia per fare vedere a tutti che lui è mio figlio, andate a prendere quel vitello, quello grasso, quello che abbiamo fatto ingrassare, facciamo un super churrasco qua, facciamo una grande festa, perché mio figlio è tornato. Lui era morto, ma è tornato in vita. Forse questo è quello che oggi può toccare di più il tuo cuore, se tu appunto ti senti come questo primo figlio del prodigo. Voglio darti una buona notizia. Forse tu pensavi che Dio era morto nella tua vita, ma in realtà eri tu che eri morto. Chi si allontana dal Padre è Lui che è morto, non è il Padre che è morto per Lui. Dio non muore, Dio vive e vivrà per sempre, per eternità e eternità. E soltanto chi si allontana da Lui muore spiritualmente. Ma la buona notizia che noi troviamo nella parola di Dio è quello che vediamo scritto in Efesini al capitolo 2. Dio ha vivificato anche voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati. E anche nella lettera ai Romani c'è scritto che se lo spirito di colui che ha vivificato Gesù dai morti abita dentro di voi, questo potrà vivificare anche ognuno di voi. Quando noi ritorniamo al Padre, Lui ci riporta vita, Lui fa bruciare di nuovo lo spirito dentro di noi, Lui ci vivifica. Se oggi tu ti senti lontano, l'appello che Dio ha per te è: torna alla casa del Padre, perché il Padre è pronto con l'anello di famiglia per mettertelo nel dito e a dirti: figlio, tu sei tornato, tu eri morto, ma oggi vivi, il mio spirito è ancora in te. Solo che la storia va avanti, no? La storia non si ferma qua. Abbiamo detto che c'è un altro figlio in questa storia e anche questo figlio è un figlio prodigo, è un figlio spendaccione, è un figlio che sperperava quello che aveva, anche se non se ne accorgeva. La seconda parte di questa storia parla dell'altro gruppo di persone a cui Gesù si è riferito all'inizio. Abbiamo detto che lui stava parlando con i peccatori, i pubblicani e con i farisei, quelli che vivevano nel tempio, quelli che facevano tutto giusto, tutto secondo le regole, quelli che ripudiavano i peccatori, no? E la storia va avanti dicendo: ora il figlio maggiore, il figlio bravo, il figlio perfetto, si trovava nei campi e mentre tornava, come fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Ma immaginatevi il figlio lì tutti i giorni abituato a lavorare nei campi del papà, no? E sta tornando verso casa e comincia a vedere le luci dentro la casa, le danze, sente anche un profumino, no, di churrasco che viene su dalla griglia là della casa del papà. E dice: ma che cosa starà succedendo? Allora chiama un servo e gli dice: senti, ma cosa sta succedendo alla casa? Non si fa mai festa qua? Cos'è successo? E il servo gli dice: ma come, non lo sai? È tornato tuo fratello? Mio fratello? Quello spendaccione, quel peccatore, quel farabutto, no? Che ha diviso l'eredità della famiglia. Come è tornato? Ma è tornato per fare che? È tornato per restare. Tuo papà l'ha ripreso come figlio. Ma stiamo scherzando? Io mi immagino il fratello, no? Si è messo a fare i conti.
50% gliel'ha già dato, l'altro 50% è per me. Adesso sei tornato, il mio 50% lo dobbiamo dividere di nuovo in due, alla fine mi verrà il 75% dell'eredità, no? Non è giusto, no? Mi immagino questo fratello che si è messo a fare tutti questi calcoli, no? E insomma non era proprio felice che questo suo fratellino fosse tornato, no? In più il servo gli dice: ti ricordi quel vitello che stavi guardando, no? Che c'aveva quel bel grassetto per fare la piccagna giusta, che volevi mettere da parte per i tuoi amici? Cosa c'ha quel vitello? Là, salutalo, bye bye, già fatto, già mangiato tutto. Se arrivi a quest'ora forse troverai qualche salsiccia ancora, ma la piccagna è già andata, mi dispiace. E insomma il fratello era proprio arrabbiato in questo momento, no? E quindi si arrabbiò tantissimo e non volle neanche entrare in casa. Ma qua vediamo qualcosa di bellissimo. Allora suo padre uscì e cominciò a pregarlo di entrare. Ma il fratello rispose: ecco, io ti servo da tanti anni, non ho mai sbagliato niente, non ho mai trasgredito niente, ma tu non mi hai neanche mai dato un controfiletto da fare con i miei amici, non una piccagna, neanche non lo so, una coscetta di pollo, non mi hai mai fatto fare una festa con i miei amici. E invece arriva questo qua, che ti ha preso l'eredità, ha detto che tu eri morto praticamente, ha sperperato tutto, è tornato e tu lo riaccogli in questo modo. A me non va bene questa roba qua. E il padre gli risponde: figlio, tu sei sempre stato con me e ogni cosa che era mia è anche tua, ma bisognava fare festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto, è stato ritrovato. In questo modo finisce la parabola del figliol prodigo. E questo secondo fratello, no? Rappresenta quella classe dei farisei. E questo secondo fratello era quel figlio che c'era sempre. Era quel figlio che, se vogliamo riportarlo al giorno d'oggi, veniva sempre in chiesa. Era quello che il sabato non mancava mai, che era in orario, che aiutava magari, no? Era quello che chiamava Paolo prima del culto: Paolo, posso fare qualcosa oggi nel culto? No? Mi dai qualche incarico? Era quello che c'era sempre. Era quello che aiutava il papà in ogni cosa. Era quello che pregava. Eppure anche lui ha detto: tu non mi hai mai dato niente in cambio. Lui è andato dal papà, ha detto: io ho fatto tutte queste cose e tu non mi hai mai dato niente in cambio. Però è successa una cosa bellissima quando il figlio si è arrabbiato. Noi vediamo per la prima volta, no, che il papà esce di casa. Il papà non era andato a seguire quel figlio prodigo che era partito a spendere i soldi, l'aveva lasciato andare. Ma nel momento in cui il secondo figlio, quello che era sempre lì, decide di non entrare, noi vediamo il papà che rappresenta Dio, che esce di casa e gli va incontro. Ma non solo questo, lo prega di rientrare. Io credo che ci sono purtroppo molti cristiani che fanno tanto per Dio e cercano una ricompensa da Dio e pensano che qualcosa gli sia dovuto. Ma la ricompensa più bella che Dio ci dà è proprio quello di poter fare qualcosa per Lui. Tu hai la possibilità di venire in chiesa, ci sono persone che non hanno questa possibilità. Tu hai la possibilità di pregare liberamente, hai la possibilità di avere una Bibbia in casa. Ci sono persone che non hanno questa possibilità. Tu hai la possibilità di ricevere un battesimo con lo Spirito Santo, di essere benedetto con doni spirituali e di usare questa potenza sovrannaturale di Dio. Questo non deve essere un peso per te, deve essere una ricompensa. Questa è la ricompensa che Dio ci dà, il poter essere usato per l'avanzamento del suo regno. Questo dovrebbe essere qualcosa che riempie il cuore di noi cristiani. Oggi viviamo in una generazione, in un momento in cui fare ogni cosa per Dio è diventato un peso. La pioggia oggi è diventata un nemico dei cristiani, perché se piove non andiamo in chiesa.
Ci sono persone che col freddo non vanno in chiesa. Anche se abbiamo la macchina, abbiamo i Vurrigi, i Napapiri, abbiamo le giacche di marca che ci tengono caldo. Ma basta poco affinché questo peso ci allontani da Dio. Eppure fare cose per Lui dovrebbe essere per noi la nostra più grande gioia, perché questa è la ricompensa. Il papà ha detto: tutto ciò che è mio è anche tuo. Il potere che io ho esercitato qua sulla terra è anche tuo. Le benedizioni che io do sono anche tue. Tutto ciò che è mio è già tuo. E questo dovrebbe essere per noi una gioia infinita. Poter fare di più per l'opera di Dio. Questa è la ricompensa che noi abbiamo come cristiani. Questa è la ricompensa che noi abbiamo. Io non lo so se oggi tu ti senti come questo secondo figlio, un figlio che può fare, ma sente il peso di fare. Voglio dirti che non è pesante lavorare per Gesù. Gesù stesso l'ha detto. Il mio carico è lieve, anzi è una ricompensa che io ti do. Abbi tu la gioia di poter fare di più per l'opera di Dio. Non deve essere un peso, deve essere una gioia. La gioia di poter vedere persone salvate, la gioia di poter vedere persone che aprono il loro cuore, che il loro cuore si rompe davanti a Dio quando noi preghiamo per loro. La gioia di poter vedere famiglie ricostruite, la gioia di poter vedere lo Spirito Santo agire nella vita degli altri. Che noi possiamo vivere questa chiamata che Dio ci ha dato come una gioia e non come un peso, qualcosa per il quale se noi facciamo, noi dobbiamo avere una ricompensa, perché questa è già la nostra ricompensa. C'è una cosa che mi fa impazzire in questa parabola, no? Perché in realtà Gesù non ci ha detto come va a finire. Gesù ci ha detto che il papà è uscito, ha parlato col figlio, il figlio si è arrabbiato, il papà gli ha detto dovevamo fare festa perché tuo fratello è tornato. Eppure Gesù non ci dice come va a finire, Gesù non ci dice cosa farà questo figlio. Tornerà in casa, resterà arrabbiato, tornerà nei campi, andrà fuori nel mondo anche lui per ribellarsi. Gesù non ci dice come va a finire. Penso che non ce lo dica perché voglia che siamo noi a finire questa parabola. Penso che Gesù vuole che noi stessi prendiamo questa decisione. Che cosa facciamo? Torniamo alla casa del Padre oppure no? Io voglio invitarti a alzare in piedi in questo momento. E finché la lode suona, io voglio fare una preghiera. Se c'è qualcuno che ha bisogno di una preghiera speciale, qualcuno che per alcuni di questi motivi che abbiamo sentito oggi si sente lontano da Dio. Forse c'è qualcuno qua che non riesce a sentire Dio come proprio padre e ha bisogno di vivere questa paternità, ha bisogno di sentire questo amore incondizionato. Forse c'è qualcuno che sta vivendo nel peccato, non riesce a liberarsi di questo, non riesce a ritornare in sé per scoprire questa volontà di Dio, che è quella che Dio ti vuole alla sua casa. Forse c'è qualcuno invece che come il secondo figlio fa tanto, ma sente il peso di tutto quello che fa. Non riesce a vivere questo come una ricompensa. In ogni caso abbiamo visto due figli che si sono allontanati dalla casa del padre. E per questo motivo, se c'è qualcuno che oggi vuole ritornare alla casa di Dio, che sente questa necessità, che oggi sente questa gioia di poter ritornare alla casa del Padre, io voglio invitarla a venire qua davanti per fare una preghiera insieme. Amen. Finché la lode suona, se vuoi uscire, pregheremo insieme.
su di me. Tu tieni tanto, tanto a me. Prima che io respirassi, soffiato la vita in me. Tu tieni tanto, tanto a me. Oh, impressionante, infinita audacia, amore di Dio, non riposa con le 99, se un'ansia persa, non posso comprarlo e non me lo merito, ma lui per me si è donato. Oh, impressionante, infinita audacia, amore di Dio. Oh, oh, quando ero perso, il tuo amore lottò per me. Tu tieni tanto, tanto a me. Ero senza valore. Ero senza valore, ma tu hai comprato me. Tu sei gentile con me. Oh, impressionante, infinita audacia, amore di Dio, non riposa con le 99, se una si è persa, non posso comprarlo e non me lo merito, ma lui per me si è donato. Oh, impressionante, infinita audacia, amore di Dio. Porta luce alle ombre e sale montagne per incontrarmi. Distrugge muraglie e rompe catene per incontrarmi. Porta luce alle ombre e sale montagne per incontrarmi. Distrugge muraglie e rompe catene per incontrarmi. Porta luce alle ombre, sale montagne per incontrarmi. Distrugge muraglie, rompe catene per incontrarmi. Porta luce alle
Padre, nel nome di Gesù, in questo momento io ti prego, Signore, per tutta la tua Chiesa, Dio. Che, Signore, ciò che oggi è allontanato da te possa riavvicinarsi, Signore. Che, Signore, qualunque sia, Signore, il figlio che oggi noi ci sentiamo, che noi possiamo venire a ritornare alla tua casa, a sentire i tuoi bracci, a sentirci di nuovo essere chiamati figli. Padre, nel nome di Gesù, benedici questa Chiesa, che questa possa essere una Chiesa che viva e sperimenti la tua volontà e la tua paternità. Io ti prego per ogni persona che è qua presente, Signore, che il tuo spirito, Signore, la tua gioia possa entrare nel cuore di ognuno di noi, che ognuno di noi possa essere quel figlio che dice: io preferisco essere tuo servo che vivere la libertà che questo mondo mi dà, perché so la relazione che tu vuoi da me. Io sono figlio, tu sei padre. Nel nome di Gesù, Dio, benedici ognuno di noi, benedici la tua Chiesa. Amen. Amen. Possiamo accendere le luci? Facciamo un applauso al Signore per terminare il nostro culto. Dopo avremo la cucina, quindi non andate via subito, fermiamoci qua a mangiare qualcosa insieme. Chiedo anche a tutte le missionari, presbiteri, se appena finisce il culto andiamo velocemente nella sala pastorale per parlare un attimo. Avremo da festeggiare i nostri compleanni della settimana. Allora penso che c'è qualcuno che ha compiuto gli anni, no? Catrine, qualcun altro? Finché chi festeggia il compleanno sale, possiamo chiedere a Dio la benedizione per finire il nostro culto. Facciamo così con le nostre mani. Padre, nel nome di Gesù, io ti chiedo, Dio, che tu possa benedire questa sera la tua Chiesa, Signore, tutti coloro che sono qua presenti, ma ti chiedo per fede che questa benedizione possa arrivare anche a coloro che oggi non sono qua. E ti chiediamo, Padre, che il tuo amore, che la grazia di tuo Figlio Gesù Cristo e che la comunione che possiamo sperimentare con lo Spirito Santo di Dio sia con tutti quanti noi, e insieme possiamo dire Amen. Catrina. Prego. Alziamo le nostre mani verso Catrini per fare una preghiera. Amen. Padre, nel nome di Gesù, Signore, noi ti preghiamo per Catrini oggi, per questo nuovo anno di vita che le hai concesso. Ti chiediamo, Dio, che tu possa riempire questo suo nuovo anno, Signore, con ogni gioia, con la tua pace, con la tua serenità, con realizzazioni nel tuo Figlio Gesù, che, Signore, la tua armonia vive in lei, nella sua casa, per tutto questo nuovo anno. Noi ti chiediamo questo in nome e anche Dilson, in nome di Gesù. Amen. La stessa benedizione sia su tutti quanti noi per questa nostra settimana. Nel nome di Gesù, fermatevi a mangiare qualcosa, viviamo un momento di comunione, di essere uno in Cristo insieme.